Sesta giornata nel girone B del campionato di Serie A2 di calcio a 5 femminile. Il Padova è ospite della 10ª Sport al palazzetto di San Giovanni in Persiceto a Bologna. Le biancoscudate sono reduci da 2 sconfitte consecutive che le hanno lasciate ferme a 4 punti. A 3 lunghezze più in su ci sono proprio le bolognesi. Il Padova però ha tutta l'intenzione di riscattarsi, infatti parte benissimo e trova l'1-0 con questo colpo di Irene Gesiot sull'assist della neoentrata Beatrice Zanco, e così a 11 minuti e 48 secondi dall'intervallo il Padova trova il vantaggio. Ma guardate cosa succede: meno di 30 secondi dopo, cambio di mister Ercolin, perché c'è una punizione. Fa entrare la specialista Jessica Quagliotto, che infatti si conferma tale con un grandissimo sinistro, segna il 2-0. Qua cambio assolutamente decisivo, grande sinistro giro a fil di palo, e il Padova va al riposo sul punteggio di 2-0. Poi a metà del secondo tempo, quando le biancoscudate sembrano in controllo, arriva questo bel gol del 2-1 con Faccini, che rimette in partita la 10ª Sport. Il Padova però non crolla, anzi 9 minuti e 12 secondi dalla sirena finale arriva il 3-1, ancora con Gesiot che finalizza questa bellissima azione, così il Padova riporta a 2 le lunghezze di vantaggio. Bella questa azione di contropiede, il gol di Gesiot. E un Padova che poi alla fine dilaga ancora con la solita Gesiot, che qua va a segno con un bellissimo scavetto, il colpo sotto che vale il 4-1. Poi nel finale, a 6 minuti e 29 dalla conclusione, c'è gloria anche per Pinto, che servita da Quagliotto segna il 5-1. Il Padova ritrova così una vittoria fondamentale per il proseguo della stagione, batte 5-1 la 10ª Sport e aggancia proprio le bolognesi a metà classifica, quota 7 punti.